La Lega Nazionale Dilettanti indice per la stagione sportiva 2023-2024 la 57esima edizione della Coppa Italia Dilettanti riservata alle società partecipanti ai campionati nazionali dilettanti e chiaramente ai campionati di eccellenza. 16esimi di andata si giocheranno il 27 agosto del 2023, mentre il ritorno il 3 settembre. Gli accoppiamenti prevedono gare di andata e ritorno ad eliminazione diretta. Immediato il braccio di ferro in Coppa Italia dilettanti tra Pro Favara e Nissa. Le due big del campionato d'eccellenza Girone A si contenderanno la promozione. Si affronteranno al primo turno di Coppa al Giovanni Brucoleri il prossimo 27 agosto, che è domenica, a partire dalle ore 16. La gara di ritorno a campi invertiti invece sarà sempre domenica il 3 settembre. Per quanto riguarda invece l'Unitas Sciacca, sarà ospite della Folgore di Castelvetrano nella gara di andata. Per quanto riguarda la Coppa Italia regionale Memorial Orazio Sino, partecipano d'ufficio le squadre partecipanti al campionato di promozione. La squadra vincitrice, la Coppa Italia regionale 2023-24, acquisirà il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al campionato d'eccellenza. Le gare di andata si giocheranno il 27 agosto del 2023 a partire dalle ore 16, mentre quelle di ritorno, domenica 3 settembre, inizieranno mezz'ora prima, cioè alle 15:30. Si contenderanno questi primi incontri, il Casteltermine in casa con l'Empedoclina e il Camarat in casa con il Gemini.